in Queens, the Long Island Sound. We came from miles around, seeing down. The song's dedicated to the fact that you have to recognize pioneers and raps. Come on! Grande canzone, Bob Sinclair con Sugar Hill Gang. Che bella canzone. Suona ancora il telefono. Pronto? Ma che? Pronto? Pronto? E che fa? Ma siete combinati in questa radio? Ma che telefono ha? Ma avete 3 ore che chiamo, avete 3 ore. Ma che telefono ha? Nunzia. E chi se n'è andato quel ragazzo? Ma chi? La Teffa. La Teffa se n'è andato. La Delfa. Che vedo questo ragazzo? La Delfa. Non è quello della pubblicità del Puppo? Lo dica lei. Dolce e Gabbani? E Gabbani? No, Dolce e Gabbani, quella è un'altra cosa. Non sono Dolce e Gabbani? Non sono Dolce e Gabbani. Né Dolce e Gabbati. Ecco, lui è uno di quelli che io me lo portassi una sera. Come? Uno di quei 3. Anche io voglio partecipare al sondaggio. Va bene. Pronto? Ma come mai? Ma vuoi farle, pronto? No, la mia domanda è come mai ha questo tono così suadente? Perché così? sto pensando a questi 3 che mi portassi a letto volentieri. Quindi è un po' eccitata? Sono un po' picchiata da così, insomma, dei bombe. Dai bombe, va bene. Allora, mi dica, Nunzia. La Teffa mi piace, la Teffa mi piace. Ma, poi c'è uno che mi piace molto, si chiama Pippo Scinnembondo. Aspetta, lo ricorda la Delfa dalla pubblicità? Certo. Ok. Bellissimo quel ragazzo, bello. Com'è? Bellissimo quel ragazzo. Si farebbe mordere dalla Delfa. Adesso io non so pure io. Ci faccio vedere lo tetano. Ma dove? Non lo so, uno piglio, uno angaglio, Ma non vorrebbe essere morsa dalla Delfa? Ma non lo so, insomma, ho visto dare il morso nel puppo, insomma, chi lo sa, anche che mi dà un morso qua nella menta. Dove? Nella menta. No, guarda, nella menta. Comunque, secondo il Pippo Scinnembondo, conosci Pippo Scinnembondo? No, non lo conosco. Grande giocatore del Brescia Pazza. Ok. Grande giocatore. Quindi andava tutto fuori punto lui. No, io Scinnembondo, nel senso che lo so, c'è sempre Scinnembondo, no? Uno ci domanda chi è, io dico no, io vorrei, sempre vorrei. Se domani sia Varone, diciamo Setti, è sempre Scinnembondo. Ok. È sempre così. Va benissimo. E poi il terzo chi sarebbe? Ma il terzo, guardi, onestamente in questo momento non saprei, sono molto indecisa. Che ne so, per esempio c'è Pippo Peripoco che detto così, non perché. Ma non è famoso. Però è noto nel quartiere proprio perché è Peripoco, capisci? È una cosa importante per una donna, no? Ma non è famoso. Ma è conosciuto nel quartiere, ascolta a me, è Mondovato. Non sarà famoso, ma è Mondovato. Ecco per le case di Librino, popolare. Popolare. Sì. Mi raccomando, vi aspettiamo in tanti stalle olio bette, le scommesse più belle che ci sono. Grazie Nunzia. Grazie a lei. Grazie, molto gentile, grazie.